Questi i commenti dall'allenatore Marco Mariotti e del presidente Michele Artedino al termine della gara con l'Alba Longa. Diciamo che l'Alba Longa ha meritato la vittoria. Secondo me è molto più completa di squadra di noi e perciò ha meritato la vittoria. Poi gli episodi arbitrali io non ne uso il costume mio commentare. Io commento solo che sono due partite che giochiamo in 10 il secondo tempo e devo fare un plauso ai ragazzi che non si abbassano mai la testa, cercano sempre di vincere la partita. Domenica abbiamo rischiato di vincere, l'abbiamo pareggiato, oggi abbiamo rischiato di vincere, l'abbiamo perso, però la squadra lotta fino all'ultimo, combatte, non si tira mai indietro, abbiamo finito con 3 punti, perciò io posso solo che essere soddisfatti. Poi al cospetto dell'Alba Longa che sta in semifinale di Coppa Italia ci può stare, poi a voi giudicare le cose arbitrali o no, a me questo non mi interessa, io guardo solo l'aspetto tecnico dell'arbitro. Per me è una componente come una componente allenatore, come una componente i giocatori, come una componente il pubblico, perciò a me commentare l'arbitro non mi va. Se voi giudicate i rigori, giudicateli. È solo l'unico problema è che noi giochiamo 2 partite da quasi tutto il secondo tempo in 10, devo fare solo un applauso e sono contentissimo dei ragazzi. Una brutta sconfitta, non ci voleva perché era una partita molto delicata, molto importante per il proseguo del campionato. Qualcosa sicuramente, anche se è stata una bella partita, non funziona. Ognuno avrà le sue vedute del calcio, io avrò le mie, non vedo i cambi fatti giusti, perché 2 giocatori arrivati venerdì sera a Nuoro, uno che non gioca da un anno, uno che non gioca da 40 giornate, vederli buttati in campo in una partita così importante per salvare il risultato penso che non sia stata la cosa migliore. In ogni caso siamo qua per valutare stasera il proseguo di questa nuorese e che sicuramente ci riserveremo di decidere se sarà mister Mariotti a continuare questa avventura oppure per dare il cambio a qualcosa che non funziona più qui dentro. Penso che possa arrivare un nuovo mister.